E benvenuti a tutti, si ritorna con il campionato e Ted vi ripropone la nostra rubrica settimanale sul calcio. Non mercato questa volta, parliamo del calcio giocato perché oggi riparte Anteprima Sport con la nuova compagna di viaggio. Benvenuta a Vincenza Gallo, no, stavolta mi pare giusto darti il nome corretto. Ben trovato Poi Pippo, dopo... ed è per me un piacere e un onore essere qui con te ed accompagnarti in questo bellissimo percorso. Assolutamente. Abbiamo, come di consueto, altro importante compagno di viaggio, il buon Attilio Malena. Attilio, benvenuto. Ben trovati a tutti. E allora, Attilio, si comincia a parlare di calcio, finalmente partono i campionati che interessano un po', anche se il Crotone in Serie A, molte squadre calabresi che stanno in B e in C, Cosenza e Reggina, Vibonese e Catanzaro, praticamente tutte le province coperte nei campionati professionistici, e parte soprattutto questa Serie B che sta dando tante preoccupazioni e così via dicendo. Noi però ci avviamo lentamente con la Serie A perché la Serie A meriterà questa scaletta. Inutile che mi scrivete i messaggini, non parlare di questo, di quello. Questa trasmissione regionale parla del calcio regionale e il posto più alto merita la Serie A, che è il Crotone. Quello che volete dire, dite, scrivete. Non ci sono problemi, assolutamente. È la notizia che voglio darvi in anteprima subito, che comunque domenica si gioca, l'associazione calciatori ha revocato lo sciopero per la Serie C, tutti contenti. Parte ufficialmente tutto quanto il calcio praticamente che era rimasto fermo 7 mesi, B e C, anche se c'è stata la Coppa Italia, ci sono state diverse amichevoli, però si parte sul campo con questa nuova stagione. Serie A, dicevamo, diamo subito la parola a mister Calciomercato perché di Serie A ci farà una grandissima panoramica dal suo punto di vista di osservazione, che possiamo dire che è privilegiato. A te, Attilio. Beh, credo che sostanzialmente ci si avvicina pian piano alla normalità. Non sarà una stagione semplice, sarà una stagione condizionata inevitabilmente dal fattore Covid che purtroppo abbiamo imparato a conoscere al nostro malgrado benissimo. Finalmente si riparte, dicevi bene, con un movimento, quello calabrese, che è in crescita, nonostante tutto, nonostante tutte le difficoltà che purtroppo conosciamo anche in questo caso, ai noi molto molto bene. Una formazione in Serie A come il Crotone che ha già debuttato, un esordio amaro, lo abbiamo detto, ma si sono viste delle cose positive che ci auguriamo contro il Milan, tra l'altro partita a porte chiuse, partita molto difficile con il Milan che farà meno di Zlatan Ibrahimovic, ma nonostante questo sembra realmente tra le squadre più in condizione in questo momento, che viaggia comunque sul trend positivo del post-lockdown. Dall'altra parte il Cosenza che si appresta a vivere gli ultimi giorni di mercato da protagonista, una Reggina con grandi ambizioni, stesso discorso per il Catanzaro, la nuova Vibonese, per cui di carne al fuoco come sempre ce n'è tantissima. Finalmente si riparte con il calcio giocato, nel bel mezzo c'è il mercato. La premessa senza dubbio è che sicuramente ci divertiremo. Assolutamente, calciomercato dicevamo comunque perché nonostante ovviamente partono i campionati e noi oggi, la puntata come sapete, quella del venerdì, è dedicata agli anticipi per quanto riguarda i campionati che vengono giocati qui in Calabria, parliamo sempre comunque di calciomercato, anche perché il buon Malena ha sempre in serbo il colpo basso da piazzare. Come dire, Attilio, io ho sentito dei vari nomi della Serie B, ne parliamo dopo, ma per quanto riguarda la Serie A si continua un po' ad aspettare il balletto delle punte. Sì, si continua ad aspettare il valzer delle punte e non potrebbe essere altrimenti, anche perché solitamente il calciomercato durante il weekend, durante le gare dorme. In realtà non è così, perché poi i direttori sportivi si interfacciano durante fine primo tempo, durante poi la fine dei match, per cui è un mercato, quello di Serie A, che entrerà ancora di più nel vivo con il valzer delle punte, con la Roma che si assicura nuovamente Dzeko, con la Juventus che riabbraccia Alvaro Morata, con l'Inter alla caccia degli ultimi innesti per poter far sognare nuovamente Antonio Conte. In uscita c'è anche Emilia Skriniar, ma
approfondiremo questi dettagli. E dall'altra parte il Crotone con Giovanni Stroppa che attendeva l'ultimo innesto per la corsia di sinistra. Il Crotone non è ancora completo, diciamo che al 98%, ponendo una percentuale, e in arrivo Rezza che presto farà le visite mediche, come abbiamo sempre raccontato, primo obiettivo, in attesa anche di un altro attaccante, perché il mercato del Crotone non è finito qui. Negli ultimi giorni, come abbiamo sempre detto, come stiamo ripetendo realmente da tanti e tantissimi giorni, può succedere di tutto. In un mercato così pazzo, in un mercato così imprevedibile, ogni occasione può essere quella giusta per rinforzarsi. E come di consueto non manca mai la polemica per quanto riguarda gli spettatori. Il Crotone ha diramato poco fa una nota molto piccata e anche arrabbiati, giustamente, parte la Serie A in Calabria. Il Crotone non potrà avere i 1000 spettatori che stanno garantendo un po' tutte le società, perché pastoie burocratiche della regione gli hanno bloccato praticamente l'iter, e ovviamente non ce la si fa in 2 giorni a organizzare, per quanto possa arrivare oggi, un ok. I biglietti non si stampano da oggi a domani, come dire, anche se fossero degli inviti non si organizzano da oggi a domani. Purtroppo anche questa partita interna del Crotone la si poteva giocare con il minimo garantito, 1000 spettatori. Non ci sarà questa possibilità. Crotone ha fatto la nota, dicevamo. Nel frattempo c'è un battibecco, perché la conferenza delle regioni, a cui come dire, è demandato all'interfaccia fra governo e istituzioni, ha deciso di quantomeno allargare gli stadi, l'ingresso agli stadi al 25% delle capienze. Sono apriticielo, scoppiate polemiche, e ancora si sta parlando, in questo momento in cui purtroppo c'è un aumento di casi di contagi, si sta parlando della cosa come se fosse fuoco fatuo, o addirittura un qualcosa che dà un po' una peste, via, diciamola così, facciamoci la battuta sopra. Allora, Vincenza, il Crotone riparte in casa e affronta con i cerotti, perché gli mancherà Rivière, mi pare che ancora manca pure Benali, e dall'altra parte manca come dire, il Deus ex machina di questo Milan, Ibrahimovic, risultato positivo al Covid, non ha potuto giocare il preliminare di Europa League. Il Milan è passato di turno 3-2, però dobbiamo dire, Vincenza, che il Milan arriverà a Crotone con una partita importante sulle spalle. Sì, sicuramente Pippo, la partita è tra l'altro l'inizio, quindi per tutti quanti, di conseguenza il Milan, tanto quanto il Crotone, si troverà certamente ad affrontare una squadra come la compagine rossoblù, intenzionata sicuramente a fare bene, data anche l'ultima sconfitta a cui siamo assolutamente a conoscenza. Io ne approfitto per porre una domanda ad Attilio. Attilio, avevo visto che c'era qualche rumors per quanto riguarda la trattativa sempre in campo Crotone per Sebastiano Luperto, ex del Napoli. Mi confermi, c'è qualcosa che bolle in pentola? Ma assolutamente, il Crotone ha una promessa che gli è stata fatta dal Napoli, che quando si sarà sbloccato definitivamente, quando avrà composto di fatto l'asset difensivo al 100%, il Napoli ha promesso al Crotone l'arrivo di Luperto. Dall'altra parte c'è anche l'ok da parte del calciatore, per cui il Crotone vuole sistemare la difesa con Luperto. Ci sono tutte le premesse per chiudere questa trattativa, ma servirà ancora un po' di tempo prima di mettere a disposizione di Giovanni Stroppa Sebastiano Luperto. C'era anche il Parma su di lui, ma il Crotone ha vinto la concorrenza e, a meno di clamorosi colpi di scena, anche questa trattativa andrà in porto per un mercato che assume realmente dei contorni importanti per i pitagorici. Un'altra domanda te la faccio io, però il Crotone praticamente debutta in casa e lo fa probabilmente con qualche cerotto di troppo. Che partita affronterà Stroppa contro Pioli, che dobbiamo dirlo, è sulla cresta dell'onda, anche perché il passaggio di turno con questo Calagoli, come si chiama lui, è importante.
Sì, è una partenza purtroppo in salita per il Crotone, anche perché per i tanti infortuni a cui sta andando incontro, ma credo sia anche necessario poter contare in alcuni casi di una panchina molto lunga. Il Crotone si è attrezzato e si sta attrezzando per garantire a Giovanni Stroppa comunque un ventaglio di scelte sufficienti per poter sopperire ai vari guai fisici che poi si incontrano durante una stagione. Quest'anno il tasso del campionato dal mio punto di vista si è alzato anche abbastanza notevolmente con tanti calciatori, vedi lo stesso Vidal, vedi tanti altri calciatori che sono arrivati, anche allo stesso Milan con la conferma di Zlatan Ibrahimovic, per cui sicuramente l'età anagrafica non perdona, però sono calciatori che ti fanno la differenza. La notizia più confortante dall'altra parte per i tifosi del Milan è quello che il Crotone dovrà tenere dei rossoneri, oltre a una buona condizione fisica per via comunque degli impegni in Europa League che hanno contraddistinto il Milan. La notizia più confortante è che Stefano Pioli ha dato un'identità precisa di calcio al Milan, mentre dall'altra parte, se per il Crotone è ancora in fase di studio, visti tanti nuovi acquisti, con il Milan, con le conferme di Zlatan Ibrahimovic che non sarà presente, vedremo se ci sarà in campo il giovane Baby Colombo, una grande scoperta, sicuramente pronto, sicuramente con grande personalità, per cui si sta approcciando nella miglior maniera possibile a questo inizio stagione. È un impegno molto complicato, ci auguravamo una partenza meno scontata e soprattutto meno complicata per il Crotone, ma anche vedendo la condizione fisica del Milan sembra un impegno realmente complicato per il Crotone, che dovrà affrontarlo secondo me con la giusta concentrazione, senza partire già in partenza così con un fattore negativo, ovvero quello di andare in campo già per perdere. Non sarà così, il Crotone dovrà vendere cara la pelle e questo credo sia il diktat inculcato da Giovanni Stroppa in questi giorni ai suoi ragazzi. Assolutamente sì, e confermi un po' le parole di Molina, uno dei migliori in campo nella gara a Marassi. Molina, che ci sentiamo subito, sentite cosa ha detto anche a proposito del prossimo impegno del Crotone con il Milan. Giocare nel massimo campionato penso sia qualcosa di bellissimo per tutti, a maggior ragione quando manchi da tanto. È stata un'emozione indescrivibile. Dal momento che abbiamo effettuato poche amichevoli, aver raggiunto il massimo della forma penso che sia ancora impossibile. Ci sto lavorando per raggiungerlo il prima possibile. Dal punto di vista fisico penso che la differenza non sta tanto nel chilometraggio, ma nei picchi di velocità, nella forza. Ho riscontrato nei giocatori di Serie A una qualità fisica superiore, e non solo, ma anche tecnica. Invece per quanto riguarda l'aspetto mentale è stato diverso, perché come ho detto poc'anzi era la prima e c'era tanta emozione. Penso che per il Crotone bisogna essere onesti, sono tutte difficili, e a maggior ragione quando si incontra una squadra di uno spessore così alto come può essere il Milan. Molina è stata una delle frecce sull'arco di Stroppa che ha fatto più male nella gara col Genoa. Il tecnico Stroppa, tra altre cose, gli mancherà anche Rivière, già era in ambasce perché Benali era, come dire, infortunato, diciamo, e alla fine adesso si troverà anche senza Riviere, quindi dovrà trovare una soluzione da affiancare al buon Simi, perché Messià l'aveva messo al posto di Benali e aveva fatto coppia Riviere-Simi. Riviere si è stilato, non si sa quanto ne avrà. Secondo te cosa farà Stroppa, Vincenza? Beh, guarda Pippo, sicuramente poi penso che ogni allenatore debba gestire la propria squadra in base alle carte che ha a disposizione. Diciamo che la problematica su Rivière, così come degli altri, non ci voleva ad inizio campionato soprattutto, ma sono sicurissima che riuscirà in qualche modo a fare la quadra. Poi d'altro canto c'è da dire che il campionato che ha portato avanti il Crotone nell'ultimo anno è stato sicuramente un campionato importante, quindi a me piace pensare che attraverso gli innesti giusti che arriveranno, la diceva anche Attilio, abbiamo una squadra comunque pronta al 98% circa, sono sicura che comunque il Crotone darà via giù la pelle in maniera sicuramente forte e dura. Attilio, quale sarà la soluzione di Stroppa?
Ma mi aspetto, nonostante tutto, nonostante ci sia a disposizione Carbo, nonostante ci sia a disposizione anche l'ultimo acquisto Draguš, non li ho visti particolarmente pronti, nonostante poi la gara di Genova fosse una gara molto difficile anche a partita in corso. Mi aspetto uno schieramento più accorto, sinceramente, anche perché non vedo altre alternative praticabili, come sia alle spalle di Sini, ritornando per un attimo alla coppia che tanto bene ha fatto lo scorso anno in Serie B, con un centrocampo più abbottonato. Vedremo se inserirà Enrique dal primo minuto, Enrique che è apparso abbastanza statico, ma anche come caratteristiche tecniche probabilmente lo è, forse meglio davanti alla difesa che come mezzala, ma per sopperire all'assenza di Rivière mi aspetto, ripeto, Messias alle spalle di Sini. Dall'altra parte c'è da dire che il mercato del Crotone offrirà anche un altro attaccante a Giovanni Stroppa. Abbiamo raccontato circa un mese e mezzo fa dalle colonne del calcio calabrese, svelando l'interesse non nuovo del Crotone per Samuel Di Carmine. Samuel Di Carmine non è intoccabile all'Hellas Verona, per il momento è l'obiettivo numero 1 del Crotone per l'attacco, anche sfruttando questa situazione non proprio idilliaca tra l'Hellas Verona e l'entourage del calciatore. Il Crotone è pronto a inserirsi negli ultimi giorni di mercato e a sferrare l'assalto decisivo, però è chiaro che senza Rivière si complica di molto il discorso offensivo. Anche perché, lo sottolineo, Rivière a me è sembrato nel primo tempo col Genoa quasi mezza squadra, tirava su, come faceva qui a Cosenza, tirava su tutta la fase offensiva, che era un piacere. E allora Crotone affronterà il Milan, vediamo il calendario completo della seconda giornata di Serie A, che vede in programma Bologna-Parma, Cagliari-Lazio, Crotone-Milan l'abbiamo già detto, Hellas Verona-Udinese, Inter-Fiorentina, Napoli-Genoa, Roma-Juventus, Sampdoria-Benevento, Spezia-Sassuolo, Torino-Atalanta. Ancora ci sono 3 partite da recuperare. E allora possiamo girare pagina e affrontare la Serie B. Tutti quanti state aspettando, è finita da poco la conferenza stampa di mister Occhiuzzi, noi siamo stati sempre presenti e vi offriamo come al solito e di consueto tutte le parole del tecnico del Cosenza della conferenza stampa pre-gara, però prima anticipiamo un po' col mercato, perché il Cosenza ha mollato il primo colpo pesante, che è quello di Gliozzi. L'attaccante, l'abbiamo detto ieri in anteprima, è già a Cosenza, è arrivato in città, è già allenato, già pronto e disponibile, potrebbe addirittura giocare, però queste sono scelte che dovrà fare il tecnico, per il semplice motivo che deve prima conoscere i compagni, come dire, il gioco del tecnico, e soprattutto dovrà inserirsi nei meccanismi della squadra che tutti sappiamo girava come un orologio, come dire, il finale di campionato è nella storia, poi lo sentiamo, anche il tecnico ci ritornerà su queste cose, però noi affrontiamo subito il calciomercato. È arrivato anche Balulì, come vi dicevamo, il contratto è definito, rimangono aperti 2 posti molto importanti rispetto alla scorsa stagione. Questo esterno di destra che dovrebbe sostituire Casasola, io adesso vengo a te Attilio, si parla molto di Vignali, e questa punta centrale, si parlava di Ardemagni, ma quando abbiamo capito di Ardemagni non se ne fa nulla, e c'è però una pista che porta oltre frontiera. A te Attilio. No, il Cosenza ha sondato anche il terreno per Cernigoi in uscita dalla Salernitana dopo l'arrivo di Tutino. Gli spazi per il classe 95 si ridurranno notevolmente e logicamente poi l'entourage studierà una soluzione affinché possa il suo assistito giocare logicamente di più. Per quanto riguarda il centrocampo, teniamo sempre buono il nome di Petrucci, che è un nome a cui il Cosenza sta lavorando e ci sono stati nuovi contatti anche nella giornata di ieri. Per Vignali è un discorso che, come spiegavamo ieri, è un discorso che richiede più tempo, anche per via della condizione allo Spezia. È stata una stagione importante per il calciatore, ma Vignali sarebbe senza dubbio, dal mio punto di vista, un calciatore molto importante. E dall'altra parte tutti attendono poi il nome forte, il nome grosso in attacco. Per quello secondo me bisognerà pazientare e arriveremo negli ultimi giorni di mercato, ma non potrebbe essere altrimenti, perché se non hai budget sufficiente per confrontarti in un campionato dove comunque c'è una mina vagante, che è sempre il Monza di Silvio Berlusconi, che mette sul piatto un tot e si porta a casa Kevin Prince Boateng, che chiaramente non c'entra assolutamente niente con la Serie B, mette sul piatto un tot e si porta a casa Frattesi. Gli obiettivi sono diversi,
ma comunque questa egemonia del Monza sul mercato fa sì che anche il Cosenza, dal mio punto di vista, possa risentire di alcune difficoltà. Per cui dicevi bene il centrocampista, dicevi bene l'esterno di destra, dicevi bene anche l'attaccante, per cui bisognerà pazientare, ma è un mercato che regalerà almeno, dal mio punto di vista, altri 4-5, se non addirittura 6 innesti a Roberto Chiuzzi. La squadra non è completa, necessita di altre pedine, ma contro la Virtus Entella sinceramente io mi aspetto già in campo Ioz. Assolutamente, tra le altre cose Gliozzi si è sbloccato, ve l'ha appena detto il buon Malena, anche perché è arrivato un certo signor Boateng e questo Monza già sulla carta, tremare il mondo fa, però insegna la storia che con la carta i campionati non si vincono neanche con i soldini, i campionati si vincono, mi piace la G calabrese, si vincono con la squadra e con il gruppo, vero Vincenza? Sì, sono d'accordissimo e ti dirò di più. Leggevo che la Gazzetta dello Sport ha collocato, così come l'anno scorso, il Cosenza tra le squadre meno attrezzate per affrontare il campionato di Serie B KT. Però a me piace pensare che anche l'anno scorso, trovandoci in una situazione assolutamente similare, siamo riusciti poi a portare avanti invece un campionato veramente importante, soprattutto post-lockdown, quindi sono sicura che se dovessimo ripartire così come ha detto poi mister Occhiuzzi, sentiremo sicuramente poi le sue parole, se dovessimo ripartire con quella stessa grinta, con quella stessa voglia di fare bene e quindi rifare la quadra, il punto della situazione, se racconti Occhiuzzi è inutile che lo mandavi in onda, ci fai giusto l'inciso per poter poi allettare lo spettatore. Assolutamente. L'identità di una squadra poi è data, no? Dal mister, dal fare gruppo, e in questo alla corte di Occhiuzzi non si può assolutamente dir nulla, quindi speriamo bene, incrociamo le dita e che sia un buon inizio campionato. Assolutamente, una serie, dobbiamo dirlo, è una serie A2 realmente, perché adesso vi raccontiamo qual è il programma. Si inizia stasera con questo, come dire, anticipo che è tutto quanto un programma, perché il Monza affronterà la SPAL nell'anticipo del venerdì in diretta su Rai Sport. E allora questo è il calendario della prima giornata di Serie B, che vede Brescia Ascoli, Cosenza Virtus Entella, Cremonese Cittadella, Frosinone Empoli, Lecce Pordenone, Monza Spal, Pescara Chievo, Reggiana Pisa, Salernitana Reggina, Venezia Vicenza. Ho un programma, Attilio, che è quanto dire, cioè solo sentendo i nomi c'è da tremare per tutte le squadre, non è solo le ultime arrivate, ma per carità c'è da tremare per tutti. No, sarà un campionato molto interessante, il livello si è alzato inevitabilmente. E quando Vincenza parlava della famosa griglia, delle famose griglie, noi ci divertiamo, però lo faremo dopo il mercato, anche perché è giusto concedere ancora un margine di lavoro ai direttori sportivi, tra l'altro un margine importante, a maggior ragione nel caso del Cosenza, ma sarà un mercato che offrirà, come detto, tanto, ma un campionato dove il livello si è alzato. Se noi pensiamo al Brescia, se noi pensiamo al Monza, se noi pensiamo allo stesso Frosinone, se noi pensiamo allo stesso Empoli, se noi pensiamo al Pordenone, al Cittadella, pensiamo al Pescara che si è allestito, pensiamo alla Regina, inevitabilmente pensiamo allo stesso Cosenza. Le griglie contano meno di 0, anche perché in campo ci vanno sempre altre componenti, come giustamente citato da mister Occhiuzzi. Non voglio spoilerare assolutamente nulla, ma servirà il cuore in questo campionato. Però, guardando la carta, credo che giustamente il Cosenza sia relegato agli ultimi posti, anche perché è una rosa che non può essere messa a confronto con le prime della classe. È un'amara verità, ma è la verità, ahimè. Nonostante questo, in campo ci vanno i giocatori. Il Cosenza ha smentito la carta per 3 anni consecutivi. Ricordiamo anche l'anno in cui il Cosenza è stato promosso a sorpresa, ricordiamo l'anno in cui il Cosenza si è salvato a sorpresa, e la scorsa stagione la sorpresa delle sorprese con una grande cavalcata. Per cui è giusto che il Cosenza e Roberto Chiuzzi godano della fiducia di tutti gli appassionati. Pippo, Attilio è sempre puntuale in quello che dice, rimanete però con noi, abbiamo un attimo di pubblicità, a fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Allora ripartiamo con Anteprima Sport, stavamo raccontando della Serie B, si riparte domani, stasera praticamente con l'anticipo della prima gara fra Monza e Spal. Stavamo raccontando del Cosenza, state scrivendo i tanti messaggi, fra poco la bravissima Vincenza Gallo ci racconterà quello che state scrivendo, intanto i messaggi passano sotto. Preambolo di calciomercato, tutti aspettavano Tutino, come vi abbiamo raccontato in più puntate, ha firmato per la Salernitana, libera un esterno che potrebbe far gol al Cosenza, l'ha annunciato poco fa il buon Attilio Malena, e oggi finalmente è arrivata la prima conferenza stampa del tecnico Occhiuzzi. Noi ve la riproponiamo subito, la prima parte della conferenza. Occhiuzzi. Serie B sarà, una Serie B inizi, un campionato, sappiamo già che è un campionato difficile di per sé, sappiamo le squadre che andremo a affrontare di che caratura sono, noi ovviamente in questo campionato vogliamo dire la nostra e quindi guarderemo in casa nostra giorno dopo giorno. Vabbè, da sempre sappiamo che questa squadra ha un'identità ben precisa, che può variare in base alle gare su determinate situazioni e quindi andiamo sempre avanti sulla nostra identità, mettendo gara dopo gara gli accorgimenti giusti. Sarà un Cosenza battagliero, quello è quello che dovrà essere, già da domani. Ho dei ragazzi che stanno lavorando in modo fantastico da giorni, da quasi un mese con me, e quindi stiamo preparando al meglio la testa e le gambe di questi calciatori. So che loro comunque metteranno domani, oltre a questo, ci metteranno tanto cuore, questo mi basta. Vincenza, che dicono i nostri telespettatori? Il Cosenza ci metterà tanto cuore, lo aveva raccontato prima Attilio Malena, lo sentiremo dopo, perché abbiamo anche in scaletta il tecnico del prossimo avversario del Cosenza, Tedino, però Vincenza, che dicono gli spettatori? Allora, guarda Pippo, stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, poi abbiamo accennato già prima al video di Mister Occhiuzzi e da lì hanno iniziato a inzupparci di 1000 più complimenti ovviamente verso il mister del Cosenza. Sostanzialmente è quello che abbiamo detto finora. Lui ha veramente tanta fiducia in questo gruppo ed è giusto che anche i tifosi l'abbiano. Si riconosce una forte, veramente tanta umiltà nelle parole di questo ragazzo, perché alla fine insomma è mio coetaneo tra l'altro, quindi lo sento particolarmente vicino per quanto riguarda proprio il modo di fare, il modo di interpretare anche il lavoro che svolge, perché lo fa bene e quando parla ci mette, come giustamente tu stesso hai detto, ci mette cuore, ci mette testa e ci mette tanta voglia di fare bene, e questo è quello che poi trasmette ai giocatori, che penso sia la cosa più importante. Assolutamente. Attilio Malena, secondo te gli tremano le gambe a Occhiuzzi? Prima debutto da solo. No, non gli tremano le gambe, secondo me ha contezza della battaglia che sta andando ad affrontare. L'ho fatto già nella scorsa stagione, dove tutti davamo, mi ci metto anch'io, il Cosenza per spacciato, e invece con la forza del lavoro, con la forza delle idee, con la convinzione dei propri mezzi e anche con un pizzico di fortuna che non guasta mai, alla fine è riuscito in un vero e proprio miracolo sportivo. Ha le idee ben chiare su cosa fare e su che Cosenza mettere in campo. Poi è chiaro che meriti anche il supporto della società sul mercato, e credo che poi alla fine lo avrà, ma non è un tecnico che non sa cosa va a affrontare. Ragiona molto, prepara nei minimi dettagli le partite, non c'è bisogno che lo dica certamente io, guarda il particolare poi alla fine fa sempre realmente la differenza in un campionato così complicato come quest'anno. Avere la componente di un allenatore giovane, rampante, che ha voglia di dimostrare come Occhiuzzi può essere un punto, perché no, a favore del Cosenza. Assolutamente. E allora ci sentiamo, secondo contributo di Occhiuzzi, praticamente mette a fuoco il motore di questo miracolo che è il gruppo, ma non è solo il gruppo squadra, è tutto l'entourage. Sentiamo Occhiuzzi, seconda parte. Un allenatore si carica di tante responsabilità nei confronti di una società che ti dà fiducia,
di un ambiente che crede in te e soprattutto ho delle responsabilità verso dei calciatori che giorno dopo giorno si allenano e devo essere bravo a farli allenare nelle migliori condizioni. Ripeto sempre, ho la fortuna di avere uno staff che mi supporta, una società che mi supporta nel migliore dei modi, quindi il mio lavoro è sempre più facile grazie a loro. E quindi è normale, un allenatore si sente le responsabilità, ma qui a Cosenza io non mi sono mai sentito solo. Le certezze sono quelle di avere una continuità di lavoro con un gruppo che mi ha dato tanto sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto sotto il punto di vista lavorativo. Hanno creduto in alcune idee e le stiamo cercando di rafforzare. Dobbiamo rafforzare giorno dopo giorno ciò che siamo, non dobbiamo fermarci assolutamente perché penso che ci sia sempre qualcosa da migliorare, questo è fondamentale. Vincenzo, è fondamentale migliorarsi, la filosofia di Occhiuzzi è stata sposata dai giocatori, insiste giustamente e ha lavorato sulla continuità del 3-4-3. Ma guarda allora? Pippo, Occhiuzzi insiste e persiste in maniera assolutamente positiva su quello che giustamente hai sottolineato tu finora, e penso sia questo il giusto modo anche di portare avanti il proprio pensiero, anche perché ne parlavamo anche nelle puntate precedenti di Calcio e Mercato con i nostri ospiti. La bravura di un allenatore è data principalmente, uno, dal saper fare squadra, ma anche dal non parlare sempre in prima persona, cioè lui è uno che parla in prima persona raramente, quando forse c'è da prendersi le colpe piuttosto che i meriti, e questo è davvero un punto a favore di questo ragazzo, che poi fra l'altro è un uomo di Cosenza e si sente, proprio come egli stesso ha ammesso nell'intervista, non si è mai sentito solo qui a Cosenza, e penso che questo amore sia assolutamente ricambiato. Allora, Attilio, secondo te Liozzi potrà partire dal primo minuto, anche perché, a quanto abbiamo capito, c'è un affollamento lì davanti e qualcuno probabilmente fra Litteri e Moreo prenderà la valigia? Sì, quello purtroppo è fuori discussione, anche perché sicuramente Moreo non rientra nel progetto e qualora ci fosse un'opportunità per Litteri, il Cosenza non se la lascerà sfuggire, anche visto l'ingaggio pesante che Litteri ha. Io mi aspetto sinceramente un Cosenza che parta con un falso 9, come può essere Carretto, come può essere Baez, con l'ingresso di Liozzi, poi come può essere poi Liozzi al secondo tempo. Sì, questo mi aspetto comunque un Cosenza leggero davanti, giusto per intenderci, come spesso abbiamo visto anche nella scorsa stagione, e Liozzi magari impiegato, ci auguriamo di no, nei momenti di difficoltà o per dar maggiore peso offensivo. Però sinceramente, vista anche la condizione fisica che il calciatore ha già dimostrato in questo primo scorcio di stagione, è abile, arruolabile, me lo aspetto in campo. Ora non credo nel primo tempo, a partite in corso può essere una soluzione che Occhiuzzi prende in considerazione. Assolutamente, nella conferenza ovviamente siamo in periodo ancora di non lockdown ma protezione da Covid. Le conferenze stampa vengono fatte purtroppo ancora dall'ufficio stampa, dico purtroppo perché vorremmo partecipare come giornalisti, ma gli impegni e ancora la Lega non ha sbloccato questa situazione e noi ovviamente tutti i giornalisti mandiamo le domande prima della conferenza stessa. Una delle domande, adesso vi ascolterete le risposte, era a proposito che obiettivi ha in questo campionato il Cosenza e soprattutto come sarà questo Cosenza senza Casasola e Riviere. Sentite la risposta. Allora, dal punto di vista tecnico è quella di avere idee chiare sul cercare di fare la gara sia in non possesso che in possesso. È un concetto che a me porterò avanti sempre. La mia squadra deve capire tutte le fasi del gioco, saperle affrontare. Nelle fasi del gioco ci sta quando appalla l'avversario e magari in quel momento l'avversario sta magari forzando un po' di più, devi essere bravo nell'affrontare anche quei momenti no, quindi affrontare bene ogni momento della gara per me è importante.
Allora, su quello che è stato, senza dubbio ho ringraziato già quando è successo chi ha fatto parte di una splendida favola e li porterò sempre con me. Non dimentichiamo che io ho giocatori in rosa, nella rosa attuale, che sono stati protagonisti, sono stati il fulcro di ciò che è stato ciò che è stata quella cavalcata, quindi io non penso a ciò che non ho, io penso a quello che ho assolutamente e sono loro la mia forza. Praticamente non ha risposto a nessuna domanda. Hai già imparato molto bene il tecnico. Intanto salutiamo Rocco Calandruccio che è con noi. Rocco, benvenuto. Buon pomeriggio Pippo, a te Vincenzo e ai tuoi ospiti. Ciao Rocco. E allora, Attilio, Ciao. abbiamo anche Rocco, dopo parleremo ovviamente approfonditamente anche della regina. Nel frattempo noi andiamo avanti con con l'affrontare il Cosenza. Che campionato sarà? La domanda la pongo sia ad Attilio Marrena che a Rocco Calandruccio. Che campionato farà il Cosenza per voi? Un campionato complicato, purtroppo, anche perché abbiamo detto che la qualità si è alzata, abbiamo detto che i mezzi a disposizione sono limitati, quindi ci vorrà un po' di tempo affinché poi il Cosenza possa avere una quadratura del cerchio, un'idea di calcio completa al 100%. Mi aspetto un Cosenza che già dalle prime partite possa mettere in campo tutto quello che ha, e questo è già un dato a favore, sarebbe un dato a favore di Roberto Chiuzzi. Per la salvezza non sarà semplice, ma mi aspetto un Cosenza che esca a testa alta su tutti i campi e ce la metta tutta affinché poi possa raggiungere nel più breve tempo possibile l'obiettivo che è dichiarato, è quello di salvarsi senza grandi patemi. Rocco. Sì, in linea di massima Pippo, sono d'accordo con quanto ha detto il mio amico Attilio. Sì, il livello quest'anno si è alzato rispetto all'ultima stagione, però credo che il Cosenza sì, soffrirà come anche le altre per salvarsi, però rispetto allo scorso anno credo che è in condizioni diverse di poter, diciamo, nelle condizioni di poter raggiungere la salvezza senza patemi. Lo penso anch'io questo. Allora, prima di darti la parola a te, chiudiamo con l'ultimo intervento di Occhiuzzi. Alla domanda ovviamente se gli tremavano le gambe, sentiamo come ha risposto. Sì, per me ovviamente è una cosa nuova, perché comunque inizi un campionato, inizi da zero. Quando un po' ho provato, quando ho preso la gara la squadra nelle ultime 10 gare, avevo proprio detto di azzerare la classifica e partire da zero e vediamo se riuscivamo a vincere il nostro campionato. E in quelle 10 gare ce l'abbiamo fatta. Oggi si parlerà non di 10 gare, ma del triplo, più del triplo di gare, quindi dovremo affrontare un campionato lungo, si partirà domani. È fondamentale partire fornendo subito prestazioni giuste che ci dovranno dare continuità nel lavoro, insomma. Grazie mister e forza Lupi. Forza Lupi sempre. Una stagione iniziata con stop la regia che è partita in automatico. Forza Lupi sempre, ovviamente, voglio dire, questo refrain proposto dal buon Gianluca Pasqua fa piacere a tutti quanti i tifosi. Vincenza, la parola subito a te. Guarda, io voglio leggere un messaggio che è appena arrivato di un telespettatore, messaggio con il quale tra l'altro mi trovo d'accordo, e rigiro questa piccola affermazione ad Attilio e a Rocco per capire se loro cosa pensano e se la pensano magari così. Occhiuzzi ha detto che noi in questo campionato vogliamo dire la nostra, quindi che il Cosenza vuole dire la sua. Quindi perché parlare di una eventuale salvezza? Magari si potrebbe aspirare a qualcosa di più? Vai Attilio. Rispondo io, perché è giusto essere realistici ed è giusto non vendere fumo. Credo che un buon tecnico, un buon presidente sia consapevole alla fine dei propri limiti. Sognare non costa assolutamente niente, l'ambizione fa parte poi alla fine credo di ogni essere umano, ma è giusto guardare a quello che è in casa, e se le avversarie possono contare sui giocatori più forti dei tuoi sulla carta,
la carta può essere smentita, ci mancherebbe, ma non assolutamente fino in fondo. I veri valori poi sostanzialmente in un campionato vengono sempre fuori, quindi è giusto guardare passo per passo, è giusto secondo me non fare il passo più lungo della gamba come il Cosenza ha abituato nelle ultime stagioni. Credo che l'obiettivo salvezza sia un obiettivo plausibile per il Cosenza. Sinceramente non mi trovo d'accordo con questa affermazione, non dico che non bisogna sognare, ci mancherebbe altro, però partire con il Cosenza in testa alla classifica del campionato credo sia purtroppo impossibile. È una speranza che ci auguriamo tutti, da appassionati, da comunque sostenitori imparziali, però è difficile, bisogna guardare effettivamente a quello che è, ovvero con il Cosenza che parte per rimanere in Serie B. Io non faccio commenti perché a me mi piace, sono scaramantico, lo sapete. Rocco, ti passo la patata bollente. No, no, credo che il Cosenza secondo me può ambire per una salvezza tranquilla, credo che nelle sue possibilità. Poi se si riesce a fare qualcosa in più lo dirà il campo. Se magari dovesse trovarsi, cosa che io auguro, da calabrese e agli amici di Cosenza di poter essere lì in corsa per l'8º posto per giocarsi i playoff sarebbe bellissimo, però credo che l'obiettivo, ma credo che la società lo sa benissimo, è quello di centrare una salvezza possibilmente molto meno sofferta rispetto a quella dello scorso anno. Sono d'accordissimo con tutte e due, stiamo con i piedi per terra, prima facciamo partire questo campionato che poi se ne parla. Nel frattempo sentiamo la voce, uno dei neoacquisti del Cosenza, il difensore Ingrosso, ai microfoni sempre del Cosenza Calcio, ce lo sentiamo subito. Una stagione iniziata con infortunio, poi un po' di problemini, però sono riuscito a riprendermi e non vedo l'ora di iniziare e mettermi subito a disposizione della squadra, del mister. C'è veramente tanta voglia di tornare in campo, comunque allenarsi senza tra virgolette un obiettivo è tutta un'altra cosa, quindi essere ritornato alla settimana tipo è una bella emozione. Cosenza è in un momento diciamo d'oro, no? Ha fatto non so quanti risultati utili consecutivi, quindi a parte questo comunque il Cosenza è una squadra che io conosco dai tempi del Matera, ci ho giocato contro diverse volte, però comunque ho trovato un bel gruppo, una squadra unita e non vediamo l'ora di iniziare. Sensazioni positive, sono tutti dei bravi ragazzi, molto uniti, quindi ho trovato veramente un bel gruppo. Giocare comunque senza tifosi è un po' strano, però comunque noi sappiamo che sono tutti lì a seguirci e dovremo anzi cercare di dare un qualcosa in più per ringraziarli comunque, anche se non sono presenti fisicamente allo stadio. È un mercato che comunque finisce a campionato iniziato. Noi comunque abbiamo una squadra competitiva, ovviamente ci manca ancora qualche elemento, però sono sicuro che ognuno di noi darà il massimo in campo. Forza Lupi! Sì, bellissimo questo Forza Lupi finale e tra altre cose ricordiamo lui giocò con il Matera di Auteri, grande campionato, fece anche lui qualcosa di importante e a questo punto Vincenza la difesa un po', come dire, qualcuno dovrà rimanere in panchina, se la giocheranno fra Tiritiello, Legittimo, Ingrosso e Idda, in attesa che arrivi qualcuno. A te e poi gliela giriamo a Malena. Certo, assolutamente, nel senso che sicuramente gli innesti ancora vanno fatti, quindi noi aspettiamo altre conferme da parte del DS Trinchera. Il mercato, ricordiamolo, non è chiuso. E per par condicio, Pippo, io ho letto prima il messaggio del nostro telespettatore, ne devo leggere un altro che si aggancia anche al discorso che stiamo facendo. Ci fanno notare Perina, Casasola, Asensio e Rivière sono andati via, tu stesso hai sottolineato dicendo dobbiamo giocare con Ingrosso, Tiritiello, quindi i giocatori che di fatto oggi abbiamo a disposizione. E allora ci chiedono, aggiungendo che la squadra già l'anno scorso era particolarmente deficitaria in difesa e a centrocampo, che tipo di partita avremo domani e che tipo di campionato ci aspetta con queste premesse? Ve l'abbiamo già detto, lo stiamo raccontando, una Serie A2, un campionato molto importante ed è vero, c'è da reinventarsi, quantomeno in quelle pecche che abbiamo avuto l'anno scorso, quei gol in area di testa, insomma, hanno lasciato un po' l'amore in bocca, però a questo penso che c'è anche una risposta il buon Attilio Malena. Sì,
Partendo da un presupposto che il prossimo avversario del Cosenza, almeno sulla carta e giudicando parzialmente il precampionato, mi sembra un avversario battibile. Il Cosenza ha grandi possibilità, se va in campo con il giusto atteggiamento, con l'atteggiamento post-lockdown che tanto bene ha fatto, la Virtus Entella può essere un avversario battibile, anche perché di grandi nomi all'orizzonte, a parte la Zanzara De Luca, a parte il modulo, a parte la componente dell'esordio e del riscatto di Tedino, all'orizzonte si aspetta probabilmente anche un campionato molto difficile per i liguri e possiamo tranquillamente etichettare, perché no, anche questo primo impegno del Cosenza come già punti pesanti per la salvezza. È presto chiaramente, però mi aspetto che anche la Virtus Entella possa rientrare tra quelle formazioni non qualitativamente eccelse. Se poi dovesse rivoluzionare tutto negli ultimi giorni di mercato non lo so, ma giudicando attualmente la rosa a disposizione di Tedino, non mi sembra una squadra che francamente possa ambire a posizioni altissime di vertice di classifica. Vedremo poi in campo se sarà la solita squadra molto complicata da dover affrontare, la solita squadra molto combattiva e compatta, per cui il Cosenza, se avrà quello spazio in profondità, la possibilità anche di ripartire in contropiede, ecco lì il Cosenza ha dimostrato di poter far male a tutti. E te lo sei chiamato perché noi adesso Tedino ce lo sentiamo fresco fresco, appena arrivato alla sua conferenza. Tedino. Mister, si comincia, partiamo da un aspetto personale, visto che il debutto anche un po' di emozione la porta con sé, le chiedo se sarà un pochettino emozionato o se è completamente solo concentrato sulla gara contro il Cosenza. No, ogni anno che passa si diventa più vecchi, ma l'emozione dell'esordio naturalmente esiste, perché c'è sensibilità, c'è curiosità, c'è voglia di vedere insomma la squadra a che punto è normale che l'impegno è importante, quindi siamo anche molto concentrati. Provando a fare un po' le carte, allora doveste sbilanciarsi, a che punto è la squadra, come avete lavorato in quest'ultima settimana? Ma siamo partiti un po' ad handicap con qualche difficoltà, e il tempo non è stato enorme nel preparare quindi un mese il campionato, però i ragazzi io li vedo sempre molto concentrati, molto vivi, molto energici, sono molto ottimista. Fin dal sorteggio del calendario, mister, la sua attenzione era focalizzata a questa partita, contro un Cosenza che, se parliamo di gare ufficiali, riduce da 5 vittorie consecutive, anche se era la scorsa stagione, ma era appena un mese fa. Sì, più o meno la squadra è la stessa, quindi è chiaro che è una squadra che incute timore, hanno fatto un filotto clamoroso, sono contento perché è una piazza che reputo storica, quindi fa molto piacere vedere il Cosenza in Serie B e sappiamo che però è un impegno molto duro. È una squadra che ha delle conoscenze clamorose tra di loro, quindi per noi diventa veramente importante partire col piede giusto. Io Rocco ti do subito la parola perché no, mi stavo fermando. Pippo, c'è la pubblicità. Quindi... La pubblicità, perché ancora ne parleremo del Cosenza Entella, soprattutto parleremo anche della Regina, abbiamo la conferenza di Toscano. Non cambiate canale perché ancora qui parliamo di calcio. A fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora rientriamo in studio, salutiamo il buon Malena che ci ha dovuto lasciare, che aveva un impegno già preso prima, Rocco, e allora ti volevo fare questa domanda io a te. Sì. Che notizie abbiamo dell'Entella? Secondo te già Tedino ha messo un po' le mani avanti perché i problemi ce l'ha anche la sua squadra, un organico che si sta riorganizzando, però non è male come squadra, non è che poi sia così messa male, è una squadra che gioca insieme da un bel po' di tempo. Sì, anche loro possono secondo me ambire a un campionato tranquillo e togliersi qualche soddisfazione. Hanno un buon gruppo, una buona squadra, quindi credo che sono attrezzati per fare una buona stagione. Chiaro che domani sarà un esordio particolare per entrambe, però è chiaro che conquistare già da subito i primi 3 punti è un'iniezione di fiducia per il proseguo poi del campionato. Assolutamente, come diceva poco fa il buon Attilio Malena, 3 punti. Attilio mi sa che c'è per i saluti, vero? L'ho visto... no, è andato via. Va bene.
Va bene. E allora, giusto per chiudere un po' il discorso su questa gara, alla fine comunque facciamo, non vi preoccupate, ne parleremo ancora. Si gioca domani alle 2, orario strano, il buon Giove Pluvio ci ha messo la sua perché meno male domani è prevista pioggia, si abbassa la temperatura di circa 10 gradi, quindi diciamo che questo fatto di giocare alle 2 al sud non è che poi sia stata una trovata così eccezionale. Vincenza, a te la parola. Allora Pippo, sì, alle 2 è un orario un po' di punta, no? Soprattutto qui al sud, ma le previsioni, come tu stesso hai confermato, non sono delle migliori, anzi colgo l'occasione comunque per rincuorare i tifosi che ci hanno scritto un bel po' di messaggi chiedendoci informazioni per quanto riguarda le condizioni del terreno di gioco del San Vito Marulla. L'avevamo detto anche in precedenza, è tutto a posto, non c'è nessun problema, quindi su questo abbiamo sicuramente notizie positive. Voglio porti una domanda, Pippo, che è quella che sta risuonando in maniera ridondante durante questa nostra prima di Anteprima Sport. Sì. La motivazione per la quale non c'è stata alcuna presentazione delle maglie del Cosenza Calcio 2020-2021 e semmai ci sarà. Cosa sappiamo a riguardo? Guarda, io stavo rispondendo, mi è stata mandata una fotografia del San Vito Marulla in perfette condizioni, scattata stanotte. Speriamo che la pioggia non ci metta su, ma quello che abbiamo capito erano stesi teli di protezione, quindi non arriviamo con l'acqua alla gola come è successo tempo fa, come si dice, l'esperienza insegna in dialetto a vecchia si fricanna vota sola. Per dire che comunque il terreno è in buone condizioni. Ho girato la foto in regia, vediamo se riusciamo a farvela vedere. Nel frattempo ci sentiamo subito e affrontiamo il discorso Regina, perché c'è stata la conferenza di Mimmo Toscano. Ci sentiamo prima Toscano e poi la palla passa per competenze al buon Rocco Calatandrucci. Saranno per tutte le difficoltà per questo mercato aperto, lungo, aperto anche quando il campionato è già iniziato. Il fatto di aver fatto poche amichevoli, capire a che punto sei dal punto di vista del gruppo, del feeling, della crescita, però è un problema di tutti. Siamo molto curiosi e sono molto curioso di vedere i ragazzi a che punto sono. È normale che ci vorrà un po' di tempo, sia per i nuovi arrivi che stanno arrivando man mano, sia per la difficoltà della lunga sosta, sia per la difficoltà di non aver fatto amichevoli, però la curiosità è tanta, è come il primo giorno di scuola e spero che anche i ragazzi siano curiosi di capire a che punto sono e quello che vogliamo fare. Tutti sono volenterosi, c'è una massima disponibilità da parte di tutti. Ho rivisto di nuovo quella voglia di essere disponibili da parte di tutti. L'importante è costruire un gruppo forte, un gruppo solido nel più breve tempo possibile, perché dobbiamo accorciare i tempi perché il campionato inizia già domani. La difficoltà è solo quella, però quando hai a disposizione un gruppo disponibile, pronto al sacrificio, con una cultura del lavoro alta, queste cose, come è successo nella passata stagione, si possono accorciare. Beh, è bello sto fatto che i telespettatori ti seguono, ti mandano la foto del campo, questa cooperativa di informazioni. Rocco, scherzi a parte, e allora penso che comincia nel peggiore dei modi, nel senso che la Salernitana ha annunciato Belec e Tutino, e sono due pensieri in più per una squadra che, come abbiamo appena sentito, deve trovare i suoi, come dire, il suo bilanciamento in campo. Sì, Salernitana che soprattutto a centrocampo è in forte emergenza, sia come assenze sia per, diciamo, innesti che ancora non sono arrivati dal mercato. C'è anche un clima non sereno a causa dei contrasti tra la piazza e la multiproprietà.
e quindi da Salerno comunque c'è una situazione un po' particolare. Hanno ufficializzato, come tu giustamente, gli ultimi innesti, tra i quali l'ex Cosenza Tutino, il portiere Belek, e anche Bogdan, ex difensore del Livorno, e anche Fella, che in questi anni si è fatto ben valere in Serie C con le maglie di Cavese e Monopoli. Pare che Fella però lo girano in Serie C, sentivo dire. Sì, c'è questa possibilità di girarlo in prestito, anche se io personalmente una chance gliel'avrei data, visto con tutto il rispetto gli attaccanti che a Salerno in questo momento Castori ha, quindi Fella ci poteva stare benissimo, però è un mio parere personale. Detto questo, la Salernitana, ecco, ha grossi problemi a centrocampo, schiera un 3-5-2 con Kupic diciamo adattato, anche se ha giocato anche la mezzala in altre situazioni, però vista l'emergenza giocherà mezzala con l'ex Cosenza Casasola sugli esterni. Esatto, quindi in avanti ci saranno Djukic e Gondò, quindi una squadra un po' rimaneggiata a centrocampo, quindi Castori ha dovuto cercare di fare il possibile per cercare di schierare la migliore formazione possibile per una partita che domani secondo me sarà particolare. Toscano ha detto una cosa giusta durante la conferenza stampa, la testa sarà importante perché sull'avversario giustamente ha potuto studiare poco, viste le poche amichevoli che un po' tutte le squadre hanno disputato. Quindi sarà importante la testa, sarà importante approcciare bene questa gara, però se la Regina riesce anche a Salerno a far vedere quello che ha fatto vedere nell'amichevole di Benevento, è chiaro che ha buone possibilità di tornare a Reggio con qualcosa in mano, quindi anche se lui sulla formazione non si è sbilanciato tantissimo, infatti stando alle sue dichiarazioni ha qualche dubbio in porta in attacco, però non si è sbilanciato più di tanto. Quello che lui lavora molto, e sto d'accordo col mister, è quello di mantenere lo stesso atteggiamento, la stessa voglia che ha contraddistinto la sua Regina durante la sua gestione. E certo, Castori non è certamente soddisfatto per la situazione che si è venuta a creare, anche perché aspetta giocatori, ma dobbiamo dirla, la realtà sono tutte un po' le squadre che stanno come dire, in attesa del completamento dell'organico, e purtroppo quello che sta pesando di più è questo calciomercato che arriva praticamente fino al 5 ottobre, praticamente fino alla seconda giornata, e questo peserà su tutte le formazioni. Intanto la regia ci fa vedere la fotografia del San Vito, eccolo qui, notturno, stupendo, verde. Qualcuno ha qualche problema, peccato però che non ci possono arrivare gli spettatori e purtroppo ancora non sappiamo come se ne uscirà fuori da questo discorso pubblico o non pubblico. Dicevamo in apertura che a Crotone stesso problema, si aspettava un nulla osta della regione in pastoie burocratiche, non è arrivato. Qui a Cosenza ancora non sappiamo a che punto è l'iter, però anche se dovesse arrivare l'ok, il problema è organizzare i biglietti o gli inviti, 1000 persone, la proposta è stata del 25%. A proposito, a Reggio Calabria che situazione c'è da questo punto di vista, Rocco? È più o meno la stessa situazione, c'è un po' di confusione, c'è poca chiarezza per quanto riguarda questo. La Lega B ha messo molte restrizioni per quanto riguarda il numero di accrediti, di giornalisti che possono accedere al Granillo, e quindi speriamo che nei prossimi giorni ci siano più... È per tutti, quindi speriamo che nei prossimi giorni si arrivi a una soluzione, perché anche la stampa è un po' in difficoltà nel poter raccontare ai tifosi, ai lettori, quello che succede in campo. È un problema per tutti che è stato sollevato dall'ordine dei giornalisti. Vedremo, intanto è stato allargato relativamente all'inizio lockdown, al fine lockdown si era un po' ristretto, un po' forse troppo esiguo, addirittura solo 10 giornalisti, poi si è allargato come dire, il parterre. Capisco che ce ne sono tanti, però sarà un problema della società scegliere chi e come, chi entrerà e accederà. E allora possiamo passare subito a te la palla. Ti ho tenuto un po' in parcheggio, però era perché, come dice, il dolce viene alla fine.
Vincenzo. Sei sempre troppo buono, Pippo. Rocco, io approfitto di te per girarti una domanda da parte dei nostri telespettatori. Per quanto riguarda la Regina, Garufo e Marchi sono andati via rispettivamente al Catanzaro e al Ravenna, se non erro. Si parla però tanto bene dell'acquisto di questo nuovo difensore, cui è stato fatto un triennale, se non erro, Thiago Kionek. Esatto, cosa puoi dirci su di lui? Allora, riguardo le cessioni di Marchi e Garufo non sono state ancora ufficializzate. Marchi dovrebbe comunque concretizzarsi sul trasferimento a Ravenna. Garufo c'è questo forte interesse da parte del Catanzaro, quindi il giocatore oltretutto gradirebbe anche questa destinazione. Se l'affare dovesse concludersi, Garufo dovrebbe trasferirsi a Catanzaro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Quindi credo che nei prossimi giorni tutto questo verrà definito. Fa specie anche comunque da segnalare tra i non convocati il nome di Sunas. Questo vuol dire che il centrocampista greco è sempre più lontano da Reggio e per lui sembra che il Perugia sia la prossima destinazione. Su Cionek, ti devo fermare perché siamo in conclusione e c'è la Serie C che dobbiamo subito dare, a meno che non è una notizia subito esplosiva, Rocco. No, voglio chiudere su Cionek per rispondere alla domanda di Vincenza. È un difensore d'esperienza che ha giocato tra Serie A e Serie B con le maglie di Spal e Palermo, quindi sicuramente un ottimo elemento che dà ancora di più esperienza e affidabilità al reparto difensivo amaranto. E allora, intanto io vi leggo il prossimo turno, parte anche la Serie C, abbiamo detto sciopero che è stato revocato. Intanto la regia prego di mettere a trenino una dopo l'altra Braglia, Calabro e Redolfi, li sentiamo tutti e tre in fila. Appena finisco il prossimo turno, la prima giornata di Serie C che vede in programma Avellino Turris, Catania Paganese, Cavese Vibonese, Juve Stabia Monopoli, Potenza Catanzaro, Teramo Palermo, Ternana Viterbese, Trapani Casertana, Francavilla Bari, Ips contro YX. Vabbè, lasciamo perdere, ancora aspettiamo le due squadre. La regia può mandare tutti e tre i servizi uno dopo l'altro. C'è un bel gruppo che non vuole perdere, che se la gioca, e poi è chiaro che noi dobbiamo finire questo cacchio d'organico perché ora gli altri giocano insieme da tanto tempo, noi dovremo lavorare tanto e con le idee chiare per quando sapremo chi avremo a disposizione, guadagnare tempo e poi alla fine io sono convinto che questa squadra qui i valori ce l'ha e finendola bene se la gioca con tutti. Io a un certo punto sono passato a 4, con la Cavese si è giocato 4-3-1-2 il primo tempo. Qui finché non c'hai i giocatori a disposizione e dici si gioca così perché c'ho questo, questo e questo, sì. Si può fare tutte le considerazioni del caso, ma poi il campo che ti dice quello che devi fare, non sono io. Dobbiamo continuare a ricercare la perfezione, chiudendo le partite quando la gara ce lo chiede, e quindi le partite non vanno portate con un gol di scarto. Queste partite qui non vanno portate con un gol di scarto al 97esimo, ma vanno chiuse prima perché poi soprattutto quando le occasioni le crei, però sono contento, ho visto anche di più rispetto a quello che mi aspettavo perché questi ragazzi veramente hanno dato tanto. Io spero che si possa giocare regolarmente, si possa incominciare perché basta slittare e rimandare, altrimenti non entriamo mai nel vivo. Adesso noi stiamo già programmando la trasferta di Potenza e poi successivamente la trasferta di Verona, quindi siamo concentrati sul fatto che domenica si giochi. Sì, finalmente direi anche perché abbiamo chiuso un po' con la mano in bocca l'anno scorso, ma avendo potuto centrare l'obiettivo playoff, che come ho già detto l'avremmo centrato. Dopo mesi di attesa si ricomincia, siamo più carichi di prima. Ritroviamo subito il nostro mister dell'anno scorso, che come ho già detto ci ha dato molto, ci ha insegnato molto e gli dobbiamo molto, ma anno nuovo, vita nuova e vogliamo vincere forse anche uno stimolo doppio. Ho trovato tantissimi ragazzi con cui ho avuto la fortuna di o fare un settore giovanile importante o comunque negli anni, visto che ormai qualche annetto di calcio ho fatto. E speriamo di poter far bene, stiamo costruendo un gran gruppo
siamo partiti veramente con tante facce nuove, ma piano piano raggiungeremo il nostro obiettivo. Rocco, tu questo lo conosci, te lo ricordi? Sì, molto bene. Io non ho il televisore qui con me, quindi non No, sto vedendo in diretta. Redolfi. Ah, come no, è un ottimo difensore, a Reggio abbiamo un buon ricordo, ha fatto parte di una regina che sicuramente non era quella che poi è stata con Toscano l'anno scorso, ed è stato un ottimo difensore, veramente un po' mi è dispiaciuto anche quando è partito, però è un difensore affidabile, è tra i migliori che c'è nella categoria secondo me. Tra le altre cose lui è stato anche con la Juve Stabia che è salito in Serie B, con la Regina che è salita in Serie B, quindi praticamente il presidente Caffo è andato a pescare, come dire, nella scaramanzia. No, è un bravo. A Reggio è andato via, ha fatto la preparazione l'anno scorso inizialmente con Toscano, però poi nel mercato. Però c'è stato. Sì, ha fatto un po' di preparazione col mister, poi però è andato via la Vibonese. E allora io c'ho una domanda per te, Vincenza. Abbiamo messo Braglia volutamente, mutandas mutandi, dicevano i latini, è cambiata solo la casacca, ma cosa è cambiato di Braglia? Assolutamente nulla. Io, guarda, rivedendo l'intervista ho ritrovato un Piero Braglia che non usa mezzi termini, che non la manda a dire, che dice quello che pensa in maniera schietta, in maniera diretta. Che cosa possiamo aggiungere, Pippo? Braglia lo conosciamo bene, è uno di quegli uomini abituato a parlare chiaro e probabilmente forse dato il suo curriculum magari può anche permetterselo, dai. Ecco, gli mancano i giocatori ed è simpatico secondo me mettere l'attenzione su un'affermazione anche che ha fatto, dice ammettiamolo, la mia squadra al momento è un po' come un cantiere aperto, dobbiamo aspettare che arrivino altri innesti, aspettiamo, tant'è, è proprio lui Pippo, quindi si conferma essere la persona che abbiamo conosciuto qui a Cosenza, ovviamente gli auguriamo comunque di fare assolutamente bene in questo suo nuovo percorso. Assolutamente, le migliori fortune. Come diceva poco fa, Calabro si prepara alla seconda trasferta perché potenza in campionato, poi giocherà a Chievo perché ha passato il turno di Coppa Italia, mercoledì così come il Cosenza giocherà con l'Atalanta e la Regina riceverà il Teramo, 3 partite importanti, Rocco, vero? Sì, assolutamente, da domani la stagione entra nel vivo e si inizia a fare sul serio, anche la Coppa Italia è un test comunque importante, soprattutto perché si sono fatte poche amichevoli, queste sfide di Coppa Italia, a parte che poi ti danno la possibilità di confrontarti con squadre di Serie A, però è anche un modo per rodare ancora di più i meccanismi ed entrare sempre più nel vivo della stagione. Assolutamente. Tu hai notizie sul calciomercato di Serie C? Non so se hai qualche notizia fresca che riguardino Catanzaro e Vibonese. Catanzaro so che è sfumato l'obiettivo prezioso, l'ex Cosenza è praticamente andato al Modena. Per il resto, per quanto riguarda la Vibonese, ancora no, ieri è stato praticamente ufficializzato il nuovo direttore sportivo. Condò, niente, per il resto non c'ho altre notizie in Serie C, però il Catanzaro devo dire una cosa, sono contento di come hanno operato, devo dire che hanno fatto delle ottime scelte, hanno deciso di rifondare tutto, aprire un nuovo ciclo, puntando secondo me su ottimi profili sia dal punto di vista dirigenziale che tecnico, stanno lavorando in silenzio, stanno mantenendo un profilo basso e sono sicuro che il Catanzaro sarà protagonista quest'anno, già si è visto anche dal carattere con cui hanno vinto in Coppa Italia col Francavilla, no? Preso il gol di svantaggio, hanno reagito subito riuscendo a chiudere la pratica nel primo tempo, quindi questo ti dimostra come la squadra comunque è sul pezzo, e ha già carattere, ecco, reagisce anche di fronte alle difficoltà, cosa che l'anno scorso veniva un po' meno, mentre la Vibonese è una scommessa, è un'incognita, una squadra rivoluzionata con tanti giovani, sarà difficile rivedere secondo me, poi mi auguro che si metta sul campo, la stessa Vibonese negli ultimi anni ci ha fatto divertire. Assolutamente, che poi acquisti di categoria tra le altre cose. Valentina, vabbè, mi è piaciuto, ma Valentina, torniamo nel calcio del mercato. Valentina, che notizie hai dagli spettatori? Allora, in realtà ne avrei tantissime, ma Pippo, mi dispiace, noi dobbiamo chiudere perché siamo addirittura d'arrivo, quindi
Io per la prima volta faccio gli onori di casa e ti voglio ringraziare perché è stata, almeno per me, una puntata bellissima, l'inizio di tante altre, e ringrazio tutti quanti che ovviamente siete veramente tanti che ci seguite, continuate a farlo. Faccio un grosso in bocca al lupo il Cosenza e a tutte le squadre che da oggi alle 16:45, se non erro, inizieranno con la prima di Serie B KT. E Pippo, lascio la parola finale a te, grazie ancora. Mi aspettavo il tuo aforisma, dico la verità. No, oggi no, non l'ho presentato perché volevo dirti queste due parole proprio perché eravamo all'inizio. Non hai studiato, vabbè. Rocco, io ti ringrazio, molto gentile, così come ringraziamo il buon Attilio Malavena. Grazie a te. E noi ci rivediamo con Anteprima Sport venerdì prossimo, perché ormai è partita venerdì prossimo, però in settimana c'è il replay, c'è ancora calcio e mercato, martedì, mercoledì. Ci rivediamo tranquillamente ancora a parlare di calcio finché c'è anche il calciomercato. Io vi ringrazio, ci vediamo venerdì prossimo, stesso orario, stesso programma, come sa anche la mamma. Ciao a tutti!